Buonasera ragazzi e forza Napoli. E mi ha perso 2-0, buona, ci sta. Dopo aver raggiunto la matematica è normale, voglio che ci sta. Ma prima di iniziare questo video, allora raga, nelle descrizioni c'è il canale di Telegram di Che Calcio. Quindi andatevi ad iscrivere là perché ci saranno molti sorteggi a cui sorteggeranno maglie gratis e tutte queste cose qua. Quindi andatevi ad iscrivervi e quindi troverete tutte queste cose qua totalmente gratis. Ci saranno dei sorteggi, tantissime belle cose. Quindi vi dovete solo iscrivere gratuitamente e automaticamente quando vi siete iscritti quello che loro propongono voi partecipate e se vincete sempre tutto gratis, spedizione, maglie, tutto. Quindi perché non sfruttare questa situazione del canale Telegram di Che Calcio? Quindi invito tutti ad iscrivervi sul suo canale, vi raccomando, vi raccomando. Allora, torniamo alla partita. Devo fare i complimenti al Monza, perché ha fatto una bellissima partita. Il Napoli sta facendo sto gira giocatori, perché ovviamente adesso bisogna dare spazio a tutti, tanto ormai lo scudetto, salutati i campioni d'Italia, salutati i master, salutati i campioni d'Italia, quindi che perdiamo, vinciamo, pareggiamo. Certo che sarei ipocrita a non dire che comunque, nonostante che i giochi siano fatti, abbiamo fatto tutto, io voglio sempre vincere. Sì, perché sarei ipocrita se non direi questo, perché direi una bugia. Però, giustamente, è venuto questo 2-0 fuori casa. La cosa che mi fa piacere tanto e mi orgogliosisce, ma proprio assai, è che a Napoli la Fiorentina è il corridoio di giocatori per complimentarsi con i campioni d'Italia. E mo la stessa cosa pure in Monza. Beh, diciamo che dovrebbe essere sempre così con tutte le squadre. Onest però, onest, parliamoci chiaro, onest. Perché c'è da dire, parliamoci chiaro, con tutte le squadre oneste e che se lo sono meritato o scudetto, bisogna fare questo. Beh, già essere sincero, mi complimento con sia i giocatori sia con la tifoseria che hanno onorato e si sono congratulati con i campioni in carica, cioè Napoli. Io ragà sarò giù a Napoli a festeggiare l'ultima giornata di campionato con la Samp. O con o senza biglietto io starò là fuori allo stadio per festeggiare i miei beniamini, il mio amore, perché vi ricordo sempre che io non ho mai tifato Napoli, io sono sempre stato innamorato del Napoli, che è totalmente diverso. La feci uno striscione proprio e la gente si faceva pure i selfie. Io non tifo Napoli, lo amo, è diverso. È perché è così, raga. Io per il Napoli ci piango, per il Napoli ci soffro. È un'emozione che solo chi non giustamente ci sta dentro non la può capire. È un'emozione che solo noi napoletani riusciamo a capire che si prova. Ovviamente, attenzione, voglio tentare a precisare, c'è pure gente che piange per la propria squadra, ecco, proprio perché è un'emozione che, ma a me come romani e come squadre di città, cioè Napoli è Napoli, Torino è Torino, Firenze è Firenze, Roma è Roma. Altre squadre tipo Inter, ok, Cigliagnita, però io piango per due cose, per amor del Napoli e per amor della mia città. Quindi
Voi se piangete, ovviamente voi tifosi interisti, tifosi rubentini, tifosi della Lazio, tifosi dell'Atalanta, se piangete, piangete giustamente solo per la squadra. Io piango per due cose: per la mia squadra che rappresenta la mia città. Ecco perché sono orgoglioso di tifare Napoli, perché io rappresento la mia città, io tifo sia per il Napoli sia per la mia città, perché se vince il Napoli calcio ha vinto pure la città mia, dopo tutti quegli insulti razzisti, non ce ne può, niente, non ce ne potete proprio, che il Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto per molti e moltissimi di voi, va brucia proprio culo. Sì, vi brucia proprio il culo, è da dire, c'è da dire, è firmato, è sottoscritto da Domenico Covone, vi brucia proprio il deletano, ma chi non so quanta la farmacia, non so quanti mealoc si pacchi, scatole, no i pacchetti, proprio i scatole russi e confezioni, i pomate, bevande, no, l'infrapac, ed è mandato in fallimento una casa farmaceutica, ed è mandato in fallimento. Ma non ci volete proprio stare, giornalai, opinionisti, ma non sapete che vado a inventare, non sapete che vado a inventare. Ma ho visto un'immagine, ve la vorrei proporre, guardatela. Avrete questa immagine qua, giustamente il Milan, quella parte giustamente con Pioli a capo, a colloquio con gli ultras del Milan e ovviamente loro che li ascoltano. Non sia mai, quella ha ragione il mio amico Carmine Machille, non mi ricordo bene il cognome, comunque il mio amico Carmine che saluto con un bacio dal Belgio, ha ragione, quello ha fatto questo post proprio qua. Non sia mai, ed era con i tifosi del Napoli, ecco qua, e stanno ricattando, li stanno facendo questo, li stanno facendo... Ciupa faccia vostra, voi tenete sempre a noi in bocca, quella massa di voi, tenete sempre a noi in bocca, sapete perché? Perché voi siete invidiosi, non potete mai essere come noi, ma noi ai trofei, non parliamo di trofei, perché Napoli c'ha poco e niente, e quel poco e niente, tutto sudato e meritato, e sto parlando come stile di vita, che ridiamo sempre, ci arrangiamo a fare di tutto. Voi siete proprio gelosi, la invidia a voi vi mangia vivi, vi mangia, proprio vivi vi mangia. Questo è il discorso. E se parlano reddito di cittadinanza e sta una palapomezza. Quando lo percepiscono al nord, tutta Italia lo percepiscono. Mica volimmo parlare. Ma voi sto scudetto che il Napoli ha vinto per molti di voi, una massa molta di voi, niente, non vi scende e non vi scende, è pa faccia vostra, pa faccia vostra, pa faccia vostra. Ciao, un bacione e forza Napoli sempre, perché tutto il resto, calcisticamente parlando, è munnezza e sicchi, non è che bippo di che fa. Ciao, e forza Napoli.